Quali sono? Amodio Piero, nato a Capua 210373. Benissimo. Allora, risponda pure alle domande del pubblico ministero. Prego. Sì, che le difese eccepiscono diciamo, l'inutilizzabilità dell'audizione nei termini della testimonianza, piuttosto che ai sensi degli articoli 197 bis o 210 CPP. Il Tribunale si riporta alla propria precedente ordinanza. E quindi risponda pure alle domande del pubblico ministero, prego. Sì, Presidente. Sì, signora Amodio, lei da quando collabora con la giustizia? Io ho iniziato a collaborare dal 2006. 2006. Ha fatto parte di organizzazioni criminali e se sì, di quale? Con il clan dei Casalesi e ho partecipato a varie cose con il clan Perreca di Recale. Quindi diciamo ci vuole dare un perimetro temporale, cioè da quando a quando con i Casalesi e poi il resto. Io mi occupavo per quanto riguarda per il clan dei Casalesi e per parte del clan Perreca per gli appalti dei rifiuti dall'anno 2001 fino all'anno 2004. Quindi diciamo lei è stato organico a partire dall'anno 2001? Quando ha iniziato? Quando ho iniziato? Quando ha iniziato questa sua partecipazione all'organizzazione criminale? Io in effetti gestivo praticamente insieme a un'altra persona il consorzio dell'AXA 3, cioè la gestione di 17 comuni per la raccolta dell'immondizia della provincia di Caserta. Sì. E ho partecipato per quanto riguarda, ho favorito il clan dei Casalesi come il clan Perreca per dare appalti per la raccolta dei rifiuti alle varie ditte di persone di loro conoscenza. E quindi diciamo queste sue attività illecite si sono svolte fino al 2006, fino a quando ha collaborato? Fino al 2004-2005, poi quando sono stato arrestato. E poi invece inizia a collaborare nel 2006? Sì, 2006 ho iniziato a collaborare. Pubblico Ministero, solo per precisare, e quindi in che modo li ha favoriti? Lei svolgeva delle funzioni? Io praticamente, noi c'era l'emergenza dei rifiuti e lei aveva una funzione pubblica? Cosa faceva? Sì, io praticamente stavo all'interno del consorzio, ero collaboratore del presidente del consorzio dell'AXA 3 e dato che c'era l'emergenza dei rifiuti davamo l'affidamento diretto alle ditte per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti. Va bene. Senta, nell'ambito di questo suo impegno in questa organizzazione, lei ha avuto modo di conoscere Senese Michele? Sì, ho avuto modo di conoscere Michele Senese tramite Antimo Perreca, che era il capoclan della zona di Recale. Della zona? Di Recale, provincia di Caserta. Sì. Ecco, e in che contesto lo ha conosciuto? Come mai lo ha conosciuto? Ho conosciuto Michele Senese, fui chiamato un giorno che mi fu presentato a casa di Antimo Perreca, se non sbaglio. Successivamente mi fu chiesto da Antimo Perreca e da qualche persona a lui affiliato che doveva venire in zona nella provincia di Caserta il signor Michele Senese con la moglie e con un suo affiliato, e se gli trovava un alloggio per farlo dormire, e li feci dormire praticamente sia lui che la moglie dentro un appartamento che avevo io la disponibilità nella provincia di Caserta, con precisione nel comune di Casapulla. Ecco, e questo quando è successo questo episodio? Dottore, dovrebbe essere nel 2003 o 2004 se non sbaglio. Con precisione non glielo posso dire, non lo riesco a dire. Va bene, questo diciamo la seconda volta, e la prima volta in che contesto l'ha conosciuto? Io l'ho incontrato un'altra volta, ci incontrammo veramente tutti quanti insieme in un albergo nella provincia di Caserta, all'Hotel Regina di Casagiove, che il titolare di questo albergo era una persona disponibile, molto attigua ai vari clan, si
si metteva a disposizione dei vari clan, e dove praticamente all'interno di questo albergo ci fu un incontro praticamente con Antimo Perreca, Michele Sianese, con alcuni suoi affiliati, e con delle persone di Torre Annunziata, se non sbaglio, che dovevano fare uno scambio praticamente di droga e di soldi. Senta, Antimo Perreca all'interno del clan che ruolo svolgeva? Antimo Perreca in quel periodo, lui era uscito, se non erro, nell'anno 2001-2002, era uscito dal carcere, si trovava a detenzione domiciliare, se non sbaglio, però si muoveva facilmente. Lui era il capoclan del clan Perreca della zona di Recale, però prima loro avevano anche la gestione del comune di Casapulla e del comune praticamente di Casagiove, per quanto riguarda le attività di estorsioni e per quanto riguarda le attività di raccogliere i soldi per quanto riguarda il settore dell'ecologia. Ecco, andiamo allora a quell'incontro che c'è stato, ce lo vuole descrivere, diciamo, come si è svolto e qual era la finalità e l'obiettivo, l'oggetto di questo primo incontro, diciamo? L'oggetto del primo incontro, mi ricordo che mi fu detto da Antimo Perreca che lui, dato che era stato diversi anni in carcere con alcuni esponenti di Torre Annunziata, se non sbaglio, era riuscito praticamente a fare da garante al Michele Sianese per fargli avere una partita di cocaina abbastanza grossa. Infatti quando venne Michele Sianese con le persone sue affiliate, non portarono tutta la parte di soldi per il pagamento di questa cocaina, ma gli fece da garante Antimo Perreca, che poi successivamente non so quanto gli fu pagata a queste persone di Torre Annunziata. Parliamo di cifre di 2-3 milioni di euro che dovevano dare. Quindi 2-3 milioni di euro, chi li doveva dare a chi? Al clan di Torre Annunziata, che gli aveva fornito praticamente la cocaina. In quel giorno avevano portato sopra nella sala del ristorante, al quarto-quinto piano dell'Hotel Regina di Casagiove, ci fu fatto questo scambio praticamente di soldi, cocaina, erano 40-50 panetti di cocaina, non ricordo bene quanto, e con dei soldi. I soldi furono portati in quel giorno, furono portati in 2 buste nere grandi come quelle dell'immondizia. E chi le ha portati questi soldi? Le persone che stavano vicino a Michele Sianese portarono i soldi, invece dall'altra parte portarono praticamente la cocaina. Furono messi tutti su dei tavolini di ristorante. Poi nel frattempo, mentre i ragazzi contavano i soldi e controllavano quello che dovevano controllare, la cocaina, il ristorante da un'altra parte ci portò da mangiare e noi praticamente pranzammo. No, ecco, e quindi dico, i soldi sono stati dati a fronte della consegna della droga? Sì, e mancavano una parte di soldi dove fece da garante Antimo Perreca. Fece da garante? E perché Antimo Perreca aveva fatto lui l'incontro e lui aveva favorito praticamente la vendita di questa cocaina. Quindi diciamo questo gruppo di Torre Annunziata ha ceduto la droga a Sianese Michele sostanzialmente? Hanno ceduto la droga a Michele Sianese tramite Antimo Perreca, che faceva da garante in quel posto. Ecco, e Michele Sianese e queste persone hanno portato i soldi? Sì, certo. Cioè che li hanno consegnati a questo gruppo, diciamo, di Torre Annunziata? Certo. Ecco, e quanti soldi erano? Non ricordo se erano 2-3 milioni di euro di soldi contanti, all'epoca, però erano più di un paio di milioni di euro all'incirca. Cioè un paio di milioni di euro dati in contanti dati in contanti, che vennero portati con 2 sacchi di colore nero, tipo quelli che si usano per la raccolta dell'immondizia. Ecco, ma questo gruppo di Torre Annunziata da chi era rappresentato nel corso di questa riunione? Al momento non ricordo i nomi, dottore. Erano gli esponenti che comandavano all'epoca quella zona, che erano molto amici di Antimo Perreca. Ecco, e quante persone erano da Torre Annunziata? Ma che salirono solo un paio di persone. No, poi, diciamo le persone che erano nella stanza in cui c'è stato lo scambio droga-soldi. Di persone ne eravamo quasi una decina, ne eravamo 8-10 persone che ne eravamo praticamente nella stanza all'interno sopra. Poi giù ci stavano tutta una serie di ragazzi, sia da parte del clan Sianese che da Antimo Perreca che dagli altri.
E lei come mai era presente, diciamo? Diciamo che io ero molto amico con Antimo Perreca e avevamo delle attività insieme per quanto riguarda l'attività delle bonifiche delle zone vesuviane. Quindi diciamo lei si è recato sul posto perché è legato ad Antimo Perreca? Diciamo che ero legato a Antimo Perreca, ma in quel periodo Antimo Perreca nel 2003 aveva praticamente fatto un accordo con il clan Bidognetti, dove il figlio del clan Bidognetti, essendo un mio carissimo amico, ci chiamavamo compare io e lui, avevano fatto un accordo di alleanza il clan Perreca con il clan Bidognetti. Cioè aveva praticamente il clan Perreca, dato che in quel periodo era un periodo di guerra con il clan Belforte di Marcianise, si alleò con il clan Bidognetti per avere una certa protezione. Senta, quindi diciamo, rispetto alle persone che sono arrivate da una parte con gli appartenenti al clan di Torre Annunziata, dall'altra parte diciamo che sono arrivati con Michele Senese, quindi non tutti sono saliti sopra nella stanza dello scambio droga-soldi, ma alcuni sono rimasti giù, diciamo. Sì, molti sono rimasti giù, sopra salirono solo le persone che portarono i soldi, la cocaina, poi c'era Michele Sianese, c'ero io, c'era, mi ricordo il ragazzo di Michele Sianese, che non ricordo il nome, c'era Antimo Perreca, poi salì sopra Luigi Noia che andò a prendere in un ristorante, che portò il pranzo, e poi c'era Antonio Esposito che era salito un paio di volte per vedere se avevamo bisogno di qualche cosa o ci portava acqua, che era il proprietario dell'albergo. Ecco, ma lei sa, Michele Senese, dove operava, diciamo? Non ho capito? In quale contesto territoriale operava? In quale città operava? Chi? Senese Michele. A Roma, lui operava a Roma, era tutti conosciuti, lo chiamavano tutti quanti Michele o Pazzo, perché mi diceva e mi raccontava Antimo Perreca che era una persona molto pericolosa e che si raccontava che aveva sparato anche il fratello. Al fratello di chi? Al fratello di Michele Sianese. E quindi diciamo il fatto che operasse a Roma, lei da chi lo ha saputo? No, ma mi fu detto anche da Michele Sianese, perché ci fu un episodio che ci incontrammo, che parlammo io, lui e il suo ragazzo, che era un ragazzo di 24-25 anni, alto, però non ricordo il nome, e dato che io all'epoca avevo 2 o 3 attività di rivendita di auto e vendevo anche le macchine nella provincia, a Roma città, e loro mi dissero che erano andati da un mio cliente che avevano comprato una macchina da lui, però non riuscivano a fargli cacciare soldi perché erano persone che si avvicinavano subito e andavano a fare la denuncia alla polizia. Loro avevano comprato una macchina presso la Nova Auto di Roma a Piazza Malatesta. Loro chi? Michele Sianese con questo ragazzo avevano comprato un Audi A4 di colore grigio, mi ricordo all'epoca. Che significa non si avvicinavano perché andavano a fare denuncia? Chi andava a fare denuncia? Il proprietario praticamente dell'attività, che mi ricordo all'epoca era Andrea Spagnoli, poi ha ceduto praticamente le quote, più un napoletano, erano i proprietari di questa concessionaria Renault a Piazza Malatesta a Roma, poi avevano anche un'altra autorivendita, e non si facevano avvicinare, nel senso che se andavano a fare una richiesta estorsiva praticamente queste persone andavano subito dalla carabinieri e polizia. Ho capito. Quindi lei diciamo ha parlato di questo episodio con chi? Con Senese Michele? Con Michele Sianese. Michele Sianese, lui e il suo ragazzo mi raccontavano di questo episodio. E dove gliel'hanno raccontato? A Roma o a Napoli? No, io a Roma non mi sono mai incontrato Michele Sianese, è venuto lui praticamente sempre a Caserta, a Casa Giove. Senta, ma lei quando dice il suo ragazzo, diciamo che era sempre presente con lui, che ruolo svolgeva, diciamo, questo ragazzo? Non ho capito? Questo ragazzo, lei dice un ragazzo alto di 24-25 anni, che ruolo svolgeva rispetto a Michele Senese? Era la persona che lo portava sempre, io l'ho visto un paio di volte, 2 o 3 volte, era la persona che lo portava sempre, gli faceva da autista o da guardaspalla sicuramente. Capito. Era una persona praticamente a lui legata, che era una persona come riferimento sicuramente. Ecco, e rispetto diciamo al gruppo di Senese Michele, Senese stesso che ruolo svolgeva secondo quello che lei ha potuto verificare? Nel gruppo Michele Sianese era il capo del gruppo Sianese. Senta, e poi lei dice di un altro episodio, un altro incontro che
avete avuto, cioè nell'ambito del quale lei ha incontrato Senese. Il discorso di quando lei ha ospitato, ne stava parlando prima, lo ha ospitato? Sì, loro arrivarono una sera e mi chiamò Antimo Perreca, che mi mandò Luigi Noia, che era praticamente un suo parente, ma gli faceva tutti i servizi nella zona, ad Antimo Perreca, che mi volle incontrare telefonicamente. Anche Antimo Perreca disse: Piero, vedi come se ci puoi dare una mano per sistemare questa cosa. Venne Luigi Noia, praticamente mi disse che aveva trovato un paio di alberghi che però non potevano ospitare persone senza documenti, al che praticamente loro non si potevano sicuramente andare in albergo e presentare i loro documenti, o forse non avevano dei documenti falsi. Allora io diedi la disponibilità di un appartamento che avevo vuoto a Casapulla, dove li accompagnammo e li feci dormire, praticamente stava lui e la moglie a casa, praticamente a Casapulla. E rispetto all'episodio dello scambio droga-soldi, quanto tempo era passato, diciamo? Al momento non ricordo, però non penso tantissimo tempo. E sa perché era venuto di nuovo là in Campania, a Senese? Al momento non ricordo. So che sicuramente si doveva vedere con Antimo Perreca, questo è sicuro. Ma perché c'è la necessità, diciamo, di un albergo che ospitasse senza documenti? Perché c'era questa necessità? Probabilmente perché forse o aveva qualche procedimento in corso, o aveva qualche problema e non poteva dare i suoi documenti, sicuramente. Invece il ragazzo che portava la macchina andò a dormire praticamente dentro l'albergo. Quindi il ragazzo è andato a dormire? Sì, il ragazzo andò a dormire dentro l'albergo. Senta, lei sa se, diciamo, qual è la provenienza, le origini di Michele Senese, cioè se è di Roma? So che lui è di Afragola, originario di Afragola, e faceva parte di Antonio Moccia, del clan Moccia, di origini praticamente. Poi dopo, da giovane, praticamente fu mandato a Roma per prendere la gestione un po' del mercato della cocaina su Roma. Fu mandato a Roma, che significa, diciamo, ce lo vuole spiegare meglio? Il clan Moccia forse decise di mandarlo a Roma per vedere, per allargare il loro giro di cocaina. Ho capito. Va bene, Presidente, per me non ci sono altre domande. Sì, le difese? Sì, Avvocato Galluccio, per la posizione di Michele Senese. Signor Amodio, buongiorno. Buongiorno. Io intanto vorrei comprendere una cosa. L'episodio a cui ha fatto riferimento rispetto a questa presunta diciamo, pagamento di una partita di droga è quello relativo all'ospitalità che lei avrebbe prestato nei confronti del mio assistito. Fanno riferimento, diciamo, si tratta di un episodio unico o si tratta di due fatti avvenuti a distanza di tempo? Sinceramente io non mi ricordo bene. Io mi ricordo che nell'episodio, quando siamo andati, ci siamo incontrati sopra all'Hotel Regina per lo scambio di droga e soldi, dove venne anche Antimo Perreca, la moglie non c'era. Nell'episodio di quando io gli ho dato la disponibilità dell'appartamento, mi ricordo che c'era la moglie. Infatti la mattina, quando li andammo a prendere, che gli portammo anche dei cornetti e tutto, li trovammo già vestiti, perché dissero che si erano sentiti di freddo e che non erano stati capaci di accendere la caldaia. Sì, ma voglio comprendere, secondo il suo ricordo, sì, l'ospitalità prestata presso Casapulla e questo incontro che lei descrive avvenuto presso l'Hotel Regina avvengono in stretta contiguità temporale, oppure sono due episodi separati che lei ricorda separatamente? Guardi, che ricordo dovrebbero essere due episodi separati. Ripeto, io ricordo perché che a questo proposito io le contesto che nel verbale 20 aprile 2006 lei prima riferisce di questa ospitalità prestata presso questo presunto suo appartamento in Casapulla, se non sbaglio. Poi il pubblico ministero, pagina 13, le chiede per quanti giorni si trattennero lì. Mi sembra solo per una notte. Dopo 2 o 3 giorni il Noia mi restituì le chiavi. So solo che il giorno successivo il Noia li andò a prendere presso l'appartamento per portarli all'Hotel Regina. E poi descrive di questo episodio di cui ci ha riferito oggi. Quindi sembrerebbe, da quello che si legge nel verbale, che lei
questa ospitalità l'avrebbe prestata la notte precedente il giorno in cui sarebbe avvenuto questo incontro presso l'Hotel Regina. Avvocato, potrebbe essere, sinceramente sono ricordi di quasi 20 anni fa. Io ricordo che diedi la disponibilità di questo appartamento e li ho accompagnati stesso io e ho aperto io la porta. Sì, no, quando ma io la mattina dopo le ho contestato una cosa diversa, cioè le ho detto questa ospitalità avvenne il giorno prima e quindi in vista di questo appuntamento presso l'Hotel Regina, da quello che lei riferisce nel 2006. Perché vede, si ricorda molti dettagli di questo episodio, ma non questo aspetto, cioè che si tratta di un sostanzialmente io ricordo, avvocato, mi scusi, io ricordo solo due o tre volte che ho incontrato Michele Sianese. Uno, quando mi fu chiesto di dargli ospitalità, se avevo disponibile un appartamento per farlo dormire. Sì, non le ho chiesto questo, le stavo chiedendo se a seguito della mia contestazione adesso riuscisse a focalizzare. Mi consenta, lei ha fatto la contestazione, faccia rispondere, prego. Allora, io ricordo solo che Michele Sianese io l'ho incontrato personalmente 2 o 3 volte. Le occasioni che ho incontrato, come ho riferito al pubblico ministero, uno sopra all'interno dell'albergo Hotel Regina quando c'è stato fatto questo scambio di droga e tutto, e un'altra volta quando mi fu chiesto se gli davo la disponibilità perché non poteva dormire in un albergo, e ricordo che stava lui e la moglie. Il giorno che gli ho dato la disponibilità, mi ricordo che era un tardi pomeriggio, le 7, le 8 di sera, li ho accompagnati io con Luigi Noia, che era praticamente un affiliato del clan Perreca, li abbiamo accompagnati nell'appartamento, gli abbiamo aperto noi l'appartamento e gli abbiamo dato le chiavi. Il giorno Amodio, e il giorno in cui invece lei dice c'è stato questo scambio, Panetti, sì, eccetera, era accompagnato anche quel giorno dalla moglie, il signor Michele? No, non c'era, la moglie non c'era, perciò io penso che sono 2 episodi diversi, perché non c'era la moglie. Allora, a meno che la moglie non era andato con il suo affiliato da qualche altra parte, però non c'era sopra nell'albergo la moglie. Se mi è consentito, vorrei sempre, siccome ribadisce che si tratterebbe di due episodi diversi e non legati da una continuità temporale, il giorno, la notte li avrebbe ospitati, la mattina successiva sarebbe avvenuto l'appuntamento all'Hotel Regina, le contesto anche che sempre nel verbale del 2006 lei annette la necessità di trovare questo appartamento per ospitarli anche al fatto, pagina 11, il problema era che si doveva trovare un altro albergo per far dormire queste persone, in quanto l'Hotel Regina era pieno, quindi individua un episodio unitario, l'ospitalità, e il giorno dopo questo incontro. Quindi mi scusi, una dichiarazione la legge da una pagina 6 e un'altra da una pagina 11? Quindi ci sono 5 pagine di differenza, cioè per capire i contesti, visto che lei la prima siccome le contestazioni, aspetti avvocato però Galluccio, siccome le contestazioni lei le fa in relazione ai contesti e ci sono 5 pagine di differenza tra la 6 e la 11, quindi parliamo della stessa cosa oppure questo bisognerebbe comprenderlo? Allora le spiego, Presidente. Allora, la prima contestazione che ho fatto è di pagina 13 e come ho letto, e come pagina 13 sempre dell'unico verbale a nostra disposizione, e come le ho letto, se vuole gliela rileggo. Sì, grazie. Allora, prima il collaboratore riferisce di questa ospitalità prestata presso un appartamento sito dove abbiamo detto. Poi dice: il pubblico ministero gli chiede per quanti giorni si trattennero lì. Mi sembra solo per una notte, dopo 2 o 3 giorni il Noia mi restituì le chiavi. So solo che il giorno successivo il Noia li andò a prendere presso l'appartamento per portarli all'Hotel Regina, e riferisce dell'episodio di cui ci ha riferito. Quindi laddove dice li andò a prendere si tratta del Michele e della moglie. Sì, ma al di là io non voglio per capire, soffermarmi su questo aspetto, stavo solamente cercando di ricostruire con il collaboratore, visto che nella corso dell'esame aveva riferito di 2 episodi distinti nel tempo, uno l'ospitalità, uno l'Hotel Regina, stavo cercando di... Poi, siccome ha confermato che nella sua memoria, diversamente da quanto risulta al verbale, sembrerebbero essere 2 episodi distinti, gli stavo anche contestando la precedente pagina 11, che è una pagina di 4 fogli prima, anzi per la verità di 2 fogli prima, perché pagina 13, pagina 11, in cui annetteva l'esigenza di individuare un appartamento anche al fatto che non erano disponibili stanze presso l'Hotel Regina, che
conforterebbe l'idea che si quindi tratta... questa è la sua interpretazione. Legga invece la contestazione. Allora, ci incontrammo sulla Nazionale, mi passò il telefono per Reca Antimo che mi chiese se potevo andare a controllare all'Hotel Regina se per quella notte vi fossero 2 stanze libere per dei suoi amici che vivevano a Roma. La cosa mi sembrò strana, in quanto Noia era molto amico del proprietario dell'Hotel Regina, Esposito Antonio, ci sarebbe potuto andare lui, ma il problema era che si doveva trovare un altro albergo per far dormire queste persone in quanto l'Hotel Regina era pieno. Quindi l'unica cosa su cui che io volevo contestare al collaboratore era appunto se si trattasse di 2 episodi separati o di un unico episodio. E quindi all'esito di questi ricordi che le ha fatto la difesa leggendo queste precedenti dichiarazioni, cosa risponde? Allora Presidente, il signor Perreca mi telefonò per andare a verificare se l'Hotel Regina aveva la disponibilità. Vi spiego subito perché. Dato che il titolare dell'Hotel Regina, Antonio Esposito, era una persona che ci faceva diversi favori ai clan, faceva entrare anche delle persone senza documenti. Dato che in quel momento l'Hotel Regina aveva avuto, mi sembra, dei pullman ed era piena, non aveva disponibilità di stanze, allora a Perreca serviva praticamente un posto o un albergo dove far entrare delle persone senza documenti, non perché potevamo trovare un altro albergo. Altri alberghi non davano la disponibilità di far entrare persone senza documenti. Allora ci diedi la disponibilità di questo appartamento che io tenevo vuoto e diedi le chiavi. Poi Luigi Noia a me mi avrà restituito le chiavi dopo 2 o 3 giorni, ma loro solo una notte hanno dormito, lui e la moglie. E ricordo l'episodio che si erano tutta la notte, dice che non avevano dormito, avevano sentito freddo perché non erano riusciti ad accendere la caldaia. Vabbè. Poi sicuramente, forse il giorno successivo c'è stato l'incontro all'Hotel Regina, ma signor Presidente è una cosa di 20 anni fa, però quello è l'episodio. Vabbè, diciamo, prendiamo atto, si ricorda della caldaia, non di questo aspetto temporale. Senta, a proposito dei danari, cioè dei soldi che lei avrebbe visto presso questo albergo, a cui ha fatto riferimento nel corso del suo esame, lei nel corso del suo esame ha attribuito la titolarità di questi danari a chi? La titolarità del denaro erano i soldi di Michele Sianese. Senta, ma perché sempre a pagina 13 del verbale che ho citato dice testualmente, a proposito di questi denari, dice penso di Michele Sianese e di Antimo Perreca? Cioè, alla risposta del pubblico ministero di chi era tutto questo denaro, lei si esprime in termini ipotetici. Oggi invece è stato, a distanza di moltissimi anni, molto più netto. Io ricordo che i soldi furono portati da delle persone di Michele Sianese. Antimo Perreca, quando ci siamo, se non sbaglio, quando ci siamo recati in hotel andammo insieme e Antimo Perreca non teneva soldi insieme. I ragazzi che portavano i soldi non erano delle persone di Antimo Perreca perché li conoscevo tutti quanti. E perché, scusi, in data 20 aprile 2006, sempre pagina 13, lei, sia pure in forma ipotetica, risponde alla domanda del pubblico ministero di chi era tutto questo denaro, penso di Michele Sianese e di Antimo Perreca? Oggi sta dicendo che non erano di Antimo Perreca. Vabbè, adesso forse posso avere una visione forse più lucida della cosa, cioè, ma al momento quando ho riferito a 15 anni di distanza, mi faccia comprendere. Adesso le dico questo, è quello che mi ricordo, avvocato. Quindi nel 2006 aveva una visione più sfocata dei fatti rispetto ad oggi, insomma è questo che mi sta dicendo, cioè la spiegazione di questo contrasto. Avvocato, tutto è possibile, io rispondo alle domande che lei mi fa e che mi sta facendo, poi Sì, no, per carità, ma io le stavo leggendo, diciamo, la contestazione viene da una sua dichiarazione, non da una mia ipotesi. Comunque, due ultimissime domande. Certo. Lei ci ha detto che collabora dal 2006, ho capito bene? Certo. Però collaboravo dal 2006. Ho iniziato a collaborare nel 2006, nel 2016 è finita la mia collaborazione. Ho capito. Senta, volevo comprendere, ma lei ha anche detto, fatto cenno al fatto di essere stato arrestato qualche anno prima del 2006, ho capito bene? Sì. Quando è che è stato arrestato? Nel 2004, se non sbaglio. Nel 2004. 2004, se non erro, sì.
Non ho altre domande, grazie. Ottobre 2004. Ottobre 2004. Sì, ottobre 2004. La ringrazio. Grazie. Ci sono altre domande? Nessuna. Senta, qualche precisazione, ma come mai Antimo Perreca si prestò a fare da garante per questi denari che dovevano essere corrisposti per l'acquisto della droga? Perché era una cortesia che gli aveva chiesto sia Michele Sianese, erano delle cortesie che si facevano poi all'interno dei clan. Ma quindi il Perreca si fidava di Michele Senese? Erano amici. Erano amici, sì. Infatti Michele Sianese aveva, Antimo Perreca aveva anche organizzato un incontro all'epoca, nel 2000, inizio 2003 se non erro, con Francesco Schiavone, detto Cicciariello, che si dovevano incontrare con Michele Sianese, e poi fu un incontro che praticamente svanì, perché poi Francesco Schiavone fu arrestato in Polonia e poi non si è potuto fare più questo incontro. Sì. Senta, e invece quanto a quell'episodio di dettaglio, cioè alla confidenza che lei avrebbe ricevuto dal medesimo Michele Senese in merito ad un acquisto di una macchina da parte del Senese venduta da un suo cliente? Non fu fatta una confidenza, mi fu detto direttamente da Michele Sianese e da questo ragazzo. Che aveva acquistato una macchina alla Nova Auto di Roma di Piazza Malatesta. E che non riusciva a recuperare i denari perché erano persone che andavano subito dalla non ho capito signor Presidente, nella battuta quando loro dice noi questa macchina l'abbiamo comprata alla Nova Auto, dico sì, li conosco, sì, e loro mi rispose sì, so che tu gli dai le macchine praticamente a questi concessionari, però sono persone che non si fanno spugnare, nel senso che loro forse avrebbero fatto delle richieste estorsive oppure avrebbero chiesto praticamente di dargli qualche macchina a titolo gratuito, e però praticamente questi non sarebbero riusciti a niente perché erano persone che andavano direttamente alla polizia o ai carabinieri a denunciare. E qual era il termine? Non si fanno espugnare? Non si facevano spugnare, praticamente non mollavano niente. Ho capito. Senta, lei poi è stato arrestato, aveva detto su ottobre 2004. Nel 2004. Sì. Ha avuto delle condanne? Sì, ho avuto 2-3 condanne. E quanto cumulativamente, quanti anni? Cumulativamente con la diminuente dell'articolo 8 mi sembra che tutti insieme ho preso 5-6 anni. 5-6 anni sì. Di reclusione? Sì. Che ha già scontato? Come? Li ha scontati questi 5-6 tutti anni quanti. di reclusione? Sì, tutti. E come mai poi lei fu arrestato nel 2004, cominciò a collaborare nel 2006? 2006, perché poi dopo stavo al 2004, poi sono uscito agli arresti domiciliari, sempre nel ottobre-novembre 2004 stavo agli arresti domiciliari, poi mi arrivò un mandato di cattura dalla distrettuale antimafia nel luglio 2005 e successivamente poi dopo 5-6 mesi ho deciso praticamente di collaborare con la Procura di Napoli. E perché? Come? Perché ha deciso di collaborare? Ho deciso di collaborare perché mio fratello praticamente fuori aveva avuto una rapina e delle minacce gli spararono contro un portone. Dato che io giustamente non stavo più fuori ma stavo in carcere, andavano a fare delle richieste praticamente alla mia famiglia, a mia madre ed altre, per quanto riguarda il settore dell'ecologia. Io all'epoca tenevo la gestione per quanto riguarda molti comuni della raccolta della provincia di Caserta, e giustamente non standoci più e non avendo più nessun tipo di colloquio si era fermato il gioco. Cioè queste persone che si presentavano alla sua famiglia pretendevano che la famiglia facesse quello che mi faceva mandavano lei prima. praticamente delle cosiddette imbasciate in carcere, volevano sapere determinati soldi come li potevano prendere, determinate cose come si potevano fare. Giustamente mia madre era un'impiegata dell'Impdap di Caserta, mio fratello praticamente fa l'avvocato, Ho capito. Fu stesso mio fratello che si recò presso la questura praticamente di Caserta e disse che io avrei voluto praticamente collaborare. Poi fui chiamato dai sostituti procuratori del Gaudio e Cantone e iniziai la mia collaborazione.
Va bene, grazie, non ci sono altre domande. Possiamo congedare Amodio. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Allora, Pubblico Ministero, lei rinuncia formalmente ai residui suoi testi? Io questo non ricordo se l'avesse già fatto. Quindi il Pubblico Ministero rinuncia ai residui testi, osservazioni delle difese nessuna, e il Tribunale dispone in conformità. Allora, programma previsto per oggi, testi difesa, liste Senese Angelo, Senese Vincenzo classe 90, Mastro Santi, che erano in comune, 11 testimoni. È presente qualcuno dei testimoni citati? Ci sono? Ho dato la lista perché mi hanno chiesto i carabinieri di darmela, adesso vado a controllare. Sì, va bene. Sì, nel prego. frattempo, nell'ottica della ottimizzazione dei tempi, Sì, io produco alcune sentenze che erano rimaste in sospeso, sentenze passate in giudicato che riguardano la posizione degli imputati. Presidente, mi scusi, vado un attimo e poi allora scrivo... intanto Pubblico Ministero lo rappresentiamo oralmente, poi verbalizziamo perché si allontana sì, no, giusto adesso così. verificare questa cosa. Va bene. Chiedo anche di togliere questi... Sì, possiamo toglierli. Allora dica Pubblico Ministero. Le difese, Presidente, mi rappresentano che non si oppongono a questa produzione. Mi dica. Sì, Pubblico Ministero. Quindi ha fatto vedere le sentenze. Prego. Allora, c'è un elenco, grazie. Allora, quindi come da elenco, è su supporto informatico come da elenco cartaceo. Sono presi. Sì, 5 minuti. Lasciamo perdere. Quindi 5 minuti per... Sì, va bene. Sì, quindi ripeto, il Pubblico Ministero produce sentenze su supporto informatico come da elenco cartaceo, nulla osservano le difese, il Tribunale acquisisce. Sì, le abbiamo prenotate, scusami. C'era anche il riscaldamento, una saletta per le riunioni. È stata previdente, Elena? No.
3 testimoni sono presenti. Sì, dei 6 citati dalle difese. Sappiamo i nominativi dei 3 presenti, quali sono? Presidente, della lista che le ho consegnato, il numero 1, 3 e 4. Sì, quindi le difese che li hanno citati, diamo atto dei testimoni presenti, stabilite voi l'ordine di chiamata tra i presenti o facciamo noi, come preferite. Allora, Zangrimi, Anobile e Panzini, chi volete sentire per primo? Zangrimi, va bene, Zangrimi Domenico, possiamo farlo entrare. Presidente, chiedo scusa, non so adesso oggi chi sono i testi presenti. Noi dei 12 testi che avevamo indicato nella Le lista... dispiace se ne parliamo dopo, okay. Sentiamo prima i presenti e poi vediamo. Quindi Zangrilli o Zangrimi? Zangrilli. Sì. Ecco qua. Allora, Zangrilli, buongiorno, si accomodi pure e legga ad alta voce la formula che vede davanti a lei. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Sì, allora le sue generalità quali sono? Come si chiama? Tenga sulla mascherina cortesemente. No, che mi si appannano. Sono Domenico Zangrilli, nato l'8/9/66 a Frosinone. E domiciliato o residente dove preferisce? Dica lei. Sempre a Frosinone, via Casilina Nord 93. Benissimo, allora risponda alle domande dei difensori. Buongiorno signor Zangrilli. Buongiorno. Ci può dire per favore che tipo di attività lavorativa svolge? Io sono dottore commercialista e svolgo attività di finanziamento, di consulenza finanziaria, di finanza agevolata, tutto quello che riguarda un pochino il mondo della regione, del nazionale, per le microimprese. Lei conosce Angelo Senese? Sì, ho conosciuto Angelo Senese, lo conosco, sì. Per caso alcuni anni fa Angelo Senese gli ha parlato, si è venuto da lei per avere una consulenza appunto in materia finanziaria per aprire delle linee di credito per conto di una società del figlio? Allora, sì, parliamo del ottobre-novembre del 2018, perché io l'ho conosciuto nell'occasione perché avevo fatto una istruttoria per il fratello di Angelo, Gianni Senese, più precisamente per l'attività della moglie, per la quale insomma hanno un'attività di bar. Quindi io ho fatto la consulenza a Gianni Senese, quindi a Pamela Ratini, per una pratica di finanza agevolata sempre con Fare Lazio fondo rotativo, e in quella circostanza, in quel periodo tra ottobre e dicembre, ho avuto modo di conoscere anche Angelo presentatomi dal fratello Gianni,
e nell'occasione mi ricordo che mi chiese informazioni riguardo a un finanziamento riguardante l'attività del figlio. Consideri che da quello che mi ricordo non c'erano i presupposti e le premesse a livello di parametri per poter far sì che l'azienda venisse finanziata. Quindi fondamentalmente c'è stato un incontro in maniera molto specifica per questo tipo di argomento. E si ricorda qual era il finanziamento che cercava? Sì, era lo stesso il quale aveva cercato di attingere, aveva attinto la moglie di Gianni Senese, che è un Fare Lazio fondo rotativo, che nella specificità del finanziamento aveva come caratteristiche un tasso agevolato al tasso dello 0% con restituzioni in 5 anni, cifra che poteva andare da 10.000 fino a un massimo di 50.000. E lei si ricorda esattamente per quale motivo poi invece non riuscirono ad ottenere questo finanziamento? Non avevo, da quello che mi ricordo, non avevano i parametri, perché per superare, cioè per far sì che potesse essere istruita la domanda, ogni azienda deve avere dei parametri, perché ancora oggi questa misura è in vigore, quindi ogni azienda deve avere, mi scusi? Dei suoi parametri di bilancio. Chiedo scusa, è un'altra informazione. Può calzare meglio la mascherina sopra il naso, cortesemente, ci scusi. Prego, avvocato. Si ricorda se tra questi parametri che appunto non rientrava la società del figlio di Senese, Angelo, c'era magari un socio che non era iscritto sul registro dei cattivi pagatori? No, questo non me lo ricordo, però guardi, dovrei, anche perché in genere faccio, a volte capita, anche a livello informale, senza ricevere a studio, mi chiedono è possibile, e io lì in base a dei parametri potessero essere 3 anni di attività. Allora le pongo la domanda così: tra i parametri per ottenere questo finanziamento, se uno dei soci di una società è segnalato come cattivo pagatore, non si può fare nulla. Non si può fare nulla. Non si può andare avanti, assolutamente no. Se c'è un cattivo pagatore? Sì, tra i soci. Allora, precisamente se risulta in CRIF e in centrale rischi, uno dei soci o l'amministratore non può essere finanziata la domanda. E lei sa se poi questa attività, se ha saputo se questa attività che aveva intenzione il figlio di Angelo Senese di intraprendere, Enzo Senese, è andata a buon fine, si è realizzata, oppure non le hanno avuto nessun'altra indicazione dopo quei colloqui? Così? No, per quello che ne so io non ho avuto nessun feedback, quindi no, assolutamente no. Si ricorda che attività era? Mi sembra che stesse nella ristorazione, qualcosa del genere, sì, è possibile? Esatto, grazie. Sì. Perfetto, sì. Nessun'altra domanda, grazie. Va bene. Il pubblico ministero? Quanti colloqui ha avuto con Senese Angelo in merito a questa vicenda? Questa vicenda uno solo. Io sono ormai conosco talmente bene la materia e la linea di finanziamento che in genere le risposte anche informali sono molto veloci. Quindi ma un colloquio telefonico, un colloquio dal vivo? Guardi, questo non me lo ricordo, però per quella specifica richiesta mi sembra è stato, quando lui mi ha detto se c'era la possibilità, io sinceramente ho detto no, non ci sono le premesse. Lei prima dice per questa specifica vicenda uno solo, perché poi avete avuto rapporti per altre vicende? No. Quindi lei non ha avuto più rapporti con Senese Angelo, diciamo? Rapporti in che senso? Contatti? Rapporti. Ma lo incrociavo lì sempre al bar del fratello, perché poi una volta che si fa il finanziamento, la pratica è stata istruita da mascherina? Non riesco
a dicembre del 2018. Lei consiglia che fino ad aprile, maggio, giugno poi bisogna seguire sempre il cliente? Sì, no, dico, ma quindi lo ha incontrato al bar del fratello e basta? O avete avuto altri rapporti professionali? No, professionali assolutamente no. Assolutamente no. Quindi lo ha incontrato solo al bar del fratello? L'ho incontrato al bar del fratello e è capitato, mi sembra, una volta a un ristorante, una sera. Per caso, così diciamo? Sì. Quindi diciamo, lei ha parlato questa volta solo con Angelo Senese di questa vicenda, di questa attività commerciale e basta, e poi si è chiusa là. Altre argomentazioni non ce ne sono state fondamentalmente. Va bene, non ho altre domande. L'esame, Presidente, Avvocato De Federicis. Senta, dottore, ma questa attività di cui avete parlato con Angelo Senese, ce l'ha detto pure prima, forse non era chiaro, almeno per me, riguardava il figlio di Angelo Senese? Sì, assolutamente sì. Che si chiamava? E si chiama? Non se lo ricorda. Ma lei l'ha conosciuto questo? Era giovane, immagino. Da quello che mi ricordo, il ragazzo lavorava in Inghilterra, è possibile? Sì, allora sì. Quindi diciamo l'ha conosciuto fisicamente questo figlio? Sì, l'ho conosciuto fisicamente, ma non me lo ricordo il nome sinceramente. Ho capito. Però che l'attività di cui si informava Angelo Senese riguardasse il figlio, questo lo sapeva? Sì, assolutamente sì, questo sì. Grazie. Senta, ma si ricorda come si chiamava questa società? No. Dovrei... No. Guardi, consigli che facciamo 700-800 pratiche l'anno, quindi non è proprio... Però quello che mi ricordo di certo è che era un'attività adesso di ristorazione in relazione al figlio di Angelo Senese. Va bene. Hai domande, Elena? Prego, altre domande un attimo? Scusi, in quale periodo ha effettuato questa consulenza? La consulenza è partita da ottobre, novembre, dicembre con l'istruttoria definitiva della domanda 2018. Questa per Gianni Senese? Sì, e in quel frangente ho avuto modo di conoscere e incontrare Angelo Senese. D'accordo, grazie. Va bene, grazie, può andare. Grazie. Ha bisogno di giustificazioni per la presenza, diciamo, per il lavoro? No. No. Va bene, grazie, buongiorno. Grazie, arrivederci. E con chi procediamo? A Nobile o Panzini? Panzini. Lui ha avuto la delega per la gestione. Vediamo. Buongiorno, Panzini, si accomodi pure al microfono. Legga ad alta voce la formula che vede davanti a sé. Sì, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo, con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Allora, come si chiama? Panzini Frederick. E nato? Nato a Aubervilliers, Parigi, il 20/02/75. Domiciliato o residente? Domiciliato in via dei Fulvi 12, Roma. Va bene. Allora, risponda pure alle domande della difesa, prego. Buongiorno. Sì, buongiorno. Ci può dire per favore che lavoro svolge? Attualmente, anche se c'è per il Covid fermo, cameriere. Dove? Ristorante Carnivori, Roma. Al ristorante? I Carnivori. I Carnivori. Ci può dire se tra il 2015 e il 2019 dove svolgeva attività lavorativa lei? Sì, sempre cameriere di sala, perché ho sempre fatto questo, presso la bisteccheria da Baffo.
via dei Fulvi, praticamente sotto casa. E ci può dire chi è il proprietario di questo ristorante da Baffo? Allora, sì, Carroccia Mauro, il figlio dell'attuale fondatore Nicola, sì, Carroccia. E quindi nei suoi rapporti lavorativi col suo datore di lavoro lei si interfacciava solo con Carroccia Mauro o c'erano anche altri soggetti? No, nell'ultimo periodo, insomma, no, anche, ecco, c'era Enzo che, insomma, dovendosi avviare un'altra attività, appunto, era lì con noi e lavorava con noi. Ah, ok. Enzo chi, scusi? Senese. Vincenzo, io, sì. Quindi in quel periodo, io scusa per fare ordine, Vincenzo Senese lavorava presso il bar da Baffo, il ristorante da Baffo? Sì. Ma appunto lei stava parlando, appunto ha detto che doveva aprire un altro ristorante, ci può spiegare meglio questa cosa? Sì, c'era, per quello che appunto sapevamo, si doveva avviare un'altra attività di un ristorante di pesce, diciamo lì accanto, Baffo Fish se non ricordo male, appunto con quell'obiettivo, bisteccheria lì da Baffo e accanto quello di pesce. Ci può dire quale mansioni svolgeva Vincenzo Senese all'interno del ristorante da Baffo? Beh, diciamo che ci dava una mano un po' in tutto, sia a noi ragazzi in sala, magari se c'era qualcosa da portare al tavolo, sostituiva, ecco, magari alla cassa se Mauro si assentava, si occupava dei turni della cucina, cioè, diciamo, ecco, la mansione di sostenerci, sì. Non ho capito, una mansione? Diciamo, ecco, di organizzare un po' il tutto, sì, ecco, aiutarci dove ce n'era bisogno, sia in sala, dare, ecco, per i turni di lavoro, le prenotazioni al telefono, insomma, i fornitori, quando venivano i fornitori per gli scarichi, tutto quanto, insomma. E le posso chiedere se secondo lei Enzo Senese aveva esperienza nel settore della ristorazione? Sì, già in precedenza, perché già lo conoscevo, diciamo, ecco, da prima, sapevo che aveva lavorato in un grande ristorante a Roma, se non ricordo male, Zuma, era stato a Londra come anche sempre nella ristorazione, sì, come me, insomma, già aveva esperienza. Un'informazione, i dipendenti erano tutti assunti da Baffo oppure c'era qualcuno che non era assunto? No, cioè assunto ma non assunto, in effetti, non messi in regola. Ah, ok. Sì, purtroppo sì. Lei aveva il contratto oppure anche lei non era messo in regola? Io sono stato messo in regola, ma dopo un bel po', insomma, dopo un bel po' d'anni, insomma, sì. Nella ristorazione purtroppo è cosa quasi. E le posso chiedere, lei quanto guadagnava al giorno da Baffo? E quante ore lavorava, per capire più o meno quante... Allora, diciamo che essendo, diciamo, ecco, avevamo un tipo di contratto a percentuale. C'erano giorni, ad esempio, che prendevo 210, 220, 160, 110, 140. E quante ore lavoravate al giorno? Lavorava lei? Allora, 10:30 di mattina, 15:30, poi si riprendeva, mi sembra, alle 18 fino alle 24 all'1, quando facevo pranzo cena, altrimenti solo cena dalle 18 a chiusura. Anche Vincenzo Senese faceva più o meno gli stessi orari che fa lei? Diciamo che Vincenzo spesso faceva tutto il giorno. Cioè, a volte magari io facevo solo cena. Da quello che ricordo, no, Vincenzo mi sembra faceva proprio tutti i giorni pranzo cena. Grazie. Prego. E si ricorda quanto guadagnava Vincenzo Senese al giorno? Se aveva più o meno uno stipendio come il suo, se più o meno... Sì, no, mi ricordo che, ecco, a differenza nostra, che se io lavoravo di più prendevo di più, appunto, per il discorso della percentuale. No, lui aveva un fisso che, se non mi ricordo male, se era 200, 100, non mi ricordo, sì. Vabbè, non si preoccupi, se comunque non se lo ricorda non se lo differenza, perché mi ricordo che a volte prendevo più io. Certo. Per assurdo, a volte sì. Nessun'altra domanda, grazie. Prego. E il pubblico ministero ha domande?
Ma mi pare che li abbiano... Difesa Angelo Senese, il test è suo e quindi conclude. Certo. Eventualmente. No, ma voleva... No, perché prima ho concluso perché il test era nostro. Ma conclude sulle domande mie, se no fate le domande dirette. voleva sapere se oltre all'avvocato Leto... Non abbiamo domande, poi è chiaro che se dal pubblico ministero nasce un'esigenza... Con i due difensori facciamo il discorso che il secondo difensore fa le domande. Vabbè, allora, seguiamo no, ma il difensore, cioè chi chiede l'esame può chiudere l'esame a prescindere non ci sono dalle dubbi, domande. Questo è chiaro, ma insomma, se ci sono altre domande che devono fare in maniera diretta. Certo, ma ci sono altre domande? No, mi pare, quindi può farle lei, pubblico ministero. Senta, i rapporti tra Caroccia e Senese Vincenzo sono stati sempre buoni o hanno litigato qualche volta? È capitato che lei sappia? Beh, litigato sì, nel senso che comunque a volte, ecco, l'altro titolare, diciamo Mauro, a volte si assentava e comunque lasciava tutto il peso magari, ecco, sulle spalle di Vincenzo, che magari, ecco, si doveva districare fra cucina, sala, fornitori, diciamo, ecco, nell'ambito lavorativo sì, a volte, anche perché mi sembra per il fatto di essere messo a posto, perché comunque aveva lasciato il lavoro, se non sbaglio sì, da Zuma, che era messo a posto, e qui invece non aveva nemmeno una busta paga, quindi... Ma hanno litigato una sola volta, litigavano più volte che lei ricordi? No, è capitato più volte. Capitato più volte. C'era appunto, perché si è protratto per tutto il periodo, che non è stato, se non ricordo male, mi sa che non è stato mai messo a posto. Senta, ma lei litigava con Caroccia invece? Sì, anche io, perché più o meno i motivi erano diversi, ma anche quelli. Io pure non avevo contratto, non avevo nulla. Sì, dico, una cosa è litigava allo stesso modo di Senese o avanzava, diciamo, queste richieste di essere messo a posto? Lei. Avanzavo quelle richieste e, non essendo state esaudite, poi comunque si andava, cioè c'era quest'astio, perché comunque veramente non è che passava un mese, 2 mesi, a me sono passati 4 anni prima di essere messo a posto, se non ricordo male. Lei si occupava anche della parte commerciale? Delle fatture, di queste cose qua? A livello... andare in banca a pagare? No. I fornitori sì, a volte capitava che magari, appunto, se non c'erano magari sì, quello sì. Dico, ma ecco, tutta la parte delle forniture, i rapporti con i fornitori, insomma, le richieste di merce, andare in banca a versare un assegno. No, quello no. Gli altri camerieri facevano queste attività? No. Nemmeno, nessuno? No. Va bene, non ho altre domande. Scusi, lei abita in via dei Fulvi 12? 12. Ecco, e ha lavorato in via dei Fulvi? No, cioè abito in via dei Fulvi 12, ho lavorato in via dei Fulvi 8/10. In via dei Fulvi 8/10, dov'è l'attività? Come si chiama? Bisteccheria da Baffo. Come? Bisteccheria da Baffo. Bisteccheria. Bisteccheria da Baffo. L'R moscia la mascherina. Bisteccheria da Baffo, sì. Bisteccheria da Baffo, va bene. Ed è lì che c'era anche Vincenzo, quindi nella bisteccheria da Baffo. Ma Vincenzo chi? Senese. Quale Vincenzo Senese? È il ragazzo, sì, in aula. Il ragazzo in sala, sì. Quindi Senese Vincenzo, classe 90. Sì. Senta, lei da chi prendeva disposizioni? A volte da Mauro, a volte da Enzo. Quindi o da Caroccia Mauro o da Senese Vincenzo? Sì, perché appunto non essendoci magari Mauro, e appunto poi c'era Enzo, e comunque facevamo affidamento anche a lui, sapevamo che comunque aveva esperienza, si districava bene, quindi a volte, ecco, era lui che magari ci diceva quello, come andava la giornata, insomma. Sì, senta, lei ha cominciato a lavorare prima che arrivasse Enzo o... No, prima. E prima da chi prendeva disposizioni? Precedentemente da Nicola Caroccia, insieme con Mauro Caroccia, poi subentrò anche Daniele Caroccia, comunque da Mauro, dalla famiglia Caroccia, ecco. Quindi prima le prendeva dalla famiglia Caroccia, e poi a un certo punto è arrivato Enzo e li ha presi un po' da tutte e due, diciamo, giusto? Preso il posto. Ha detto preso il posto.
No, ho sbagliato, forse non mi sono capita nemmeno io. Allora, lei lavorava prima che arrivasse Vincenzo, sì. Prima prendeva, diciamo, disposizioni solo dalla famiglia Garoccia, sì. E poi le prendeva un po' e un po' sia dalla famiglia sia dal Caroccia Mauro che dal Vincenzo? Sì, diciamo che così, nel senso che appunto se non c'era Mauro, l'altra persona con più esperienza era Vincenzo, dovevamo fare un tavolo da 16, ci aiutava nel farlo, ci diceva lui stasera abbiamo la prenotazione, cioè lavoravamo insieme, alla fine comunque lavoravamo tutti insieme, anche perché io già ero lì, facciamo affidamento un po' entrambi sull'uno e l'altro, insomma, ecco, per la parte lavorativa. Va bene. La difesa vuole terminare l'esame? Sì, Presidente, Prego. Su queste domande del Tribunale mi faccia capire, lei quando è arrivato la figura di Daniele Garroccia era presente all'interno del ristorante? No, quando sono arrivato io no. E negli anni successivi? Sì. Perché lei ha fatto riferimento anche al padre Nicola, sì. A Mauro e anche a Daniele Garroccia. Sì. Quindi un periodo Daniele Garroccia è stato presente all'interno del ristorante da Baffo. Era il figlio, mi ricordo, se non ricordo male, aveva un'attività di macchine, comunque il pranzo veniva a mangiare da noi, c'era da far accomodare una persona, magari era lì, era sempre il figlio. No, era il fratello di Mauro, diciamo, Fratello il figlio di Nicola sì. e il fratello di Mauro. Sì, il figlio di Nicola e il fratello di Mauro. Poi a un certo punto la figura di Daniele Garroccia non c'è più nel ristorante, cioè c'è un momento in cui lei non la vede più, sì. Questa figura. Sì. Vincenzo Senese e Daniele Garroccia si sovrappongono come periodo o no? Nell'arco di 7 anni non me lo ricordo se si sono sovrapposti. No, perché... lei ha detto però che Vincenzo Senese è arrivato all'ultimo, non nei 7 anni in cui lei ha lavorato. No, inizialmente no. Nell'ultima parte del ristorante da Baffo, quella in cui ha partecipato anche Vincenzo Senese, sì. Frequentava ancora il locale Daniele Garroccia? Mi sembra di no, se non vado errato mi sembra di no. Ho capito. Perché poi appunto essendo il figlio comunque veniva Daniele, però nell'ultimo periodo mi sembra che non c'era più. Sa se i fratelli avessero poi litigato, discusso, situazioni, visto che lei è un cameriere, diciamo, storico del locale? Sì, sì. C'erano stati dei problemi per la quale si erano, diciamo, separati, cioè ognuno aveva preso, penso, attività diverse. Da quello che ricordo Daniele aveva aperto qualcosa in altro ambito. Sì. Ho capito. E quindi diciamo la figura di Vincenzo Senese all'interno del ristorante in quest'ultimo periodo era una figura, come dire, sostitutiva del Mauro Garroccia quando Mauro Garroccia non c'era, questo ci ha detto. Sì. Che era però, diciamo, più a largo spettro, perché prima ci ha parlato di responsabile di sala, non so cosa significhi, sì. però sì, nel far accomodare i clienti, nel prendere le prenotazioni, nel gestire anche la cassa, nell'aiutarci a portare il piatto a tavola, diciamo ci dava una mano in tutto. Ok, non ho altre domande. Non ci sono altre domande, quindi può andare. Grazie. Ha bisogno della giustificazione per il suo lavoro? No, non ce n'è bisogno. Va bene, grazie, buongiorno. Grazie a voi, buona giornata. E a questo punto possiamo sentire Filomena Anobile, che è l'ultimo test presente oggi, mi pare. Anobile, con la A, sì, prima. Sempre dipendente da Baffo. Buongiorno, si accomodi pure qui. Buongiorno. Legga ad alta voce quella formula che vede davanti a lei. Sì. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Allora, come si chiama? Anobile Filomena.
Nata a Tricarico, provincia di Matera, 25/01/1989. 89. Sì. Residente o domiciliata, dove preferisce? Genzano di Lucania, sempre provincia di Potenza, in Basilicata. Genzano di Lucania, via Sant'Antonio, anzi no, ho cambiato, Rione Matteotti numero 1. Rione Matteotti numero 1. 2. Numero sì. 2. Bene, allora risponda pure alle domande degli avvocati, prego. Sì, buongiorno. Presidente, la signora è convivente con Vincenzo Senese, non ha legami, però è convivente. Con Vincenzo classe 90? Sì. Ah, e allora quindi glielo dico perché... Certo. E allora le dobbiamo dire che siccome il Vincenzo Senese è tratto a giudizio, è imputato davanti a noi, lei ha facoltà di astenersi dal testimoniare, può anche non testimoniare, se testimonia ha l'obbligo di dire la verità. Cosa sceglie di fare? Dico tutta la verità. Dice tutta la verità, certo. Perfetto. Allora risponda pure alle domande della difesa, prego. Sì, signora, può dire che lavoro ha svolto lei negli anni 2017-2020? Allora, ho iniziato nel 2017-2020. Allora, partendo dal presupposto che a fine dal 2017-2018, fine 2018, ho lavorato nella bisteccheria da Baffo. Da? Bisteccheria da Baffo? Sì, come comì. Come? Comì, quindi aiutante cameriere. Comì, aiutante cameriere. E questo nel 2017-2018 ha lavorato quindi al ristorante da Baffo, che è quello a Via dei Fulvi, no? Via dei Fulvi numero 1. Sì, io in realtà ho iniziato a lavorare da inizio 2015. Sempre lì? Sì, dal 2015 a fine 2018. Ok, lei dal 2015 al fine 2018 ha lavorato al ristorante da Baffo. Sì. In quegli anni ha lavorato con lei anche Senese Vincenzo? Allora, io ho iniziato nel 2015 e ho conosciuto Vincenzo lì, però lui ha iniziato a lavorare nel 2017. Ok. Quindi dopo, io non lo conoscevo affatto. Prima sa di che cosa si occupasse Senese Vincenzo? Scusi? Prima sa di che cosa si occupasse, che lavoro facesse prima del 2017? Sì, so che è stato in Inghilterra lui, quindi ha lavorato per 5 anni ovviamente come barman, quindi poi penso che insomma sicuramente ha avuto anche altre competenze in Inghilterra. Poi sapevo che è ritornato dall'Inghilterra e ha lavorato da Zuma qui a Roma. Ho capito. Che quindi aveva, diciamo, mansioni, aveva competenze nella ristorazione? Sì. Senta, quali erano le mansioni che aveva Vincenzo Senese nel ristorante da Baffo, dove vi siete conosciuti? Allora, ci siamo conosciuti, lui era direttore di sala, ecco. Anche se poi ovviamente facevamo tutto tutti, quindi lui comunque lavorava in sala come lavoravo io e lavoravamo gli altri e lavorano tutti gli altri, e quindi dava una mano se c'era bisogno di stare in cucina per poter lavare anche i piatti, quando ce n'era bisogno lo faceva ed io ero presente, e quindi lavorava come lavoravamo tutti quanti noi. Quindi diciamo era una persona che era un factotum, cioè aveva più diciamo, attività nell'ambito della gestione del ristorante. Sì. Ma i dipendenti erano tutti assunti oppure c'era gente non assunta là dentro? Io in primis non... Lei non era assunta? No, assolutamente. E Vincenzo Senese era assunto? Assolutamente no. Ho avuto, diciamo che mi è stato chiesto tante volte a me personalmente di portare documenti fotocopiati per potermi assumere, ma ciò non è mai avvenuto, non so quante volte io gliel'abbia portati. E questo era anche una richiesta di Vincenzo Senese? Sì, diciamo che era la richiesta di un po' di tutti chi lavorava nel locale. Senta, quanto lavorava Vincenzo Senese all'interno del ristorante? Quante ore lavorava? Beh, lavorava quasi tutta la settimana, e pranzo e a cena. A pranzo e a cena. Sì. Lei sa quanto percepiva di retribuzione a giornata? Enzo, quanto percepiva? 200 euro.
era su e giù, insomma, per giù 200 euro. E lei invece quanto guadagnava? Dipendeva, se facevo pranzo e cena arrivavo a guadagnare quindi tutta la giornata sui 70, 60, dipendeva dall'incasso, ecco. Non c'era proprio un numero preciso, ecco, una paga precisa al giorno, quindi mi pagava giornalmente, altrimenti se lavoravo solo mezza giornata dipendeva sempre dall'incasso tra i 40 e i 50 euro, ecco. Senta, lei sa se in quel periodo, diciamo, voi vi siete conosciuti e messi insieme quando lavorate da Baffo, oppure vi siete solo conosciuti e messi insieme dopo, diciamo? Noi ci siamo conosciuti, l'ho visto per la prima volta lì da Baffo nel 2017 quando ho iniziato a lavorare, e dopo un po', ovviamente ci siamo conosciuti e dopo un po', come succede per tutti i giovani, insomma, può scattare l'amore e quindi da lì... Diciamo, era una domanda solo per capire le sue conoscenze anche rispetto al fatto se lei è a conoscenza se Vincenzo Senese aveva intenzione di aprire un'altra attività di ristorazione e con chi e che attività. Sì, allora, io so, in effetti lui è venuto a lavorare lì in procinto di poter aprire questo nuovo ristorante di pesce, visto che la sua passione è proprio la ristorazione e soprattutto nel particolare il pesce, visto che anche un pescatore gli piace pescare. Quindi lui, diciamo che in realtà doveva iniziare a lavorare da quel ristorante. Non è mai avvenuta, diciamo, questa apertura, quindi nel frattempo io l'ho conosciuto e quindi ho iniziato a lavorare in bisteccheria, nel frattempo che iniziassero i lavori e tant'altro. Vabbè, io non ho altre domande, Presidente. Sì, quindi passiamo al pubblico ministero. Prego, pubblico ministero. Nessuna domanda, Presidente. Voi avete domande? Va bene, grazie signorina, Grazie può a andare, voi. grazie. Grazie, mi scusi, Prego, solo chiudere in realtà l'esame. consultandomi Prego, col collega allora, un'ultima aspetti, domanda, si accomodi. se lei è a conoscenza di che tipo di rapporti ci fossero tra Vincenzo Senese e Mauro Garroccia. Non abbiamo detto, ma Mauro Garroccia era il proprietario del ristorante. Sì, era il proprietario del ristorante Mauro. Era un rapporto, diciamo, anche amichevole. Mauro aveva tanta stima in lui ed era anche così, era viceversa, altrimenti Enzo non avrebbe probabilmente, se non ci fosse stato anche un rapporto di stima reciproca, iniziare un lavoro. Poi le cose sono andate, insomma, a scivolare, non c'è stato... Hanno avuto problemi, discussioni i due? Hanno avuto più di una discussione riguardo al fatto che Enzo non voleva più lavorare lì, perché non gli piaceva più l'ambiente lavorativo. Infatti io sono andata via da lì proprio per l'ambiente lavorativo, non mi piaceva più. Quindi sono andata via poi nel 2018 alla fine. Era un ambiente un po' insopportabile perché poi Mauro c'era, il datore di lavoro, e non c'era. E Enzo da solo, poi è entrata anche la moglie di Mauro e Mauro diciamo, non era tanto più presente nel locale. Quindi era proprio un ambiente dove non si viveva bene, ecco, quindi... Cioè c'era dell'aria tesa dentro nei rapporti lavorativi? Sì, dell'aria tesa, e poi nel momento in cui chi di dovere, insomma, Mauro era un titolare, quindi uno che in parte avrebbe dovuto saperne, ecco, di ristorazione, nel momento in cui per delle problematiche lascia il locale, la maggior parte della settimana non è al locale e fa rientrare al posto suo la moglie che, per tutto rispetto, ma non è una professionista della ristorazione, allora abbiamo iniziato a non essere proprio allegri e tranquilli nel locale. Insomma, lavorare con professionisti è una cosa, lavorare con persone che al momento, così come gli capita, diventano professionisti, io vado al lavoro anche per imparare ed è per questo... Non abbiamo altre domande, chiaro? Va bene, grazie, può andare. Grazie, buongiorno.